Buongiorno, buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Oggi in Onda Libera sentiremo tra pochissimo una conferenza, un convegno che ho registrato dal titolo Le ombre dell'islamismo sopra Milano. La Lega si occupa di integralismo islamico, islam politico, e questo convegno c'è stato alcuni giorni fa nella sala Gonfalone del Palazzo Pirelli, un convegno che è stato aperto dal consigliere Max Bastoni e chiuso dall'assessore all'urbanistica Pietro Foroni. Ci sono stati gli interventi di Alberto Giannoni, giornalista del giornale, Giovanni Giacalone, analista del gruppo It's Time dell'Università Cattolica, e Marian Ismail del Tavolo Nazionale delle Comunità Islamiche in Italia. L'incontro è stato moderato dalla giornalista Lodovica Bulian. Tra pochissimo sentiremo questo convegno, diamo uno sguardo alle notizie che ci giungono dall'Italia, dall'Europa e dal mondo. Il ministro Bussetti dice: il caso di Foligno non era un esperimento, fatto gravissimo ma da non strumentalizzare. Quanto avvenuto a Foligno è stato un episodio gravissimo, non era un esperimento, come ha detto il docente. La cosa bella è che i compagni hanno reagito subito. Verificata la notizia, ho chiesto l'immediata sospensione del docente. Se il docente fosse stato licenziato in tronco, sarebbe risultato nel fascicolo personale. Non avrei mai voluto accadesse, sono anche io papà, mi dispiace moltissimo. L'episodio va condannato al 100%. Sui migranti interviene il ministro Salvini e dice: gli sbarchi sono calati del 95% e i rimpatri superano 4 volte gli arrivi. Nei primi 2 mesi del 2019 gli sbarchi dei migranti in Italia sono diminuiti del 95% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, citando i dati del Viminale, secondo i quali dal 1 gennaio al 28 febbraio sono arrivati 262 migranti, mentre nello stesso periodo del 2018 ne erano sbarcati 5.247. Inoltre, dice ancora il ministro, i rimpatri superano di 4 volte gli arrivi, 1.099 persone sono ritornate nel loro paese d'origine, 1.013 con rimpatri forzati e 86 con rimpatri volontari assistiti. Allora, adesso sentiamo la conferenza, il convegno dal titolo Le ombre dell'islamismo sopra Milano. Benvenuti a tutti, questa serata realizzata nella Regione Lombardia che ci ospita, è il gruppo Lega in Regione che ha organizzato questo convegno su un tema molto importante e sempre di attualità, le ombre dell'islamismo sopra Milano. Do subito la parola al consigliere regionale Massimiliano Bastoni per introdurre subito di cosa abbiamo parlato. Sì, faccio qualcosa. Posso? Grazie a tutti voi per essere presenti questa sera, grazie ai relatori che renderanno questo convegno secondo me particolare, perché ognuno di loro porterà dei contributi su aspetti che magari non sempre sono stati affrontati come devono essere affrontati. Nasce questo convegno dall'idea e da una chiacchierata con Alberto Giannoni, giornalista del giornale e autore di questo libro, il libro nero dell'Islam italiano. Nasce da questa chiacchierata e soprattutto dal fatto che ormai voi sapete bene che di Islam e di terrorismo islamico se ne parla, ormai è diventato protagonista della cronaca politica, non solo politica, ormai dal lontano 2001, quando l'11 settembre vide quella enorme tragedia che colpì tutto l'Occidente. Forse per la prima volta il cuore dell'Occidente venne colpito dal radicalismo islamico. Però diciamo che noi oggi non vogliamo affrontare solo la questione del terrorismo in quanto
diciamo, islamismo violento. Noi vogliamo affrontare quest'oggi anche, e Alberto Giannoni ne parla bene nel suo libro, anche di quell'aspetto non violento dell'islamismo, o meglio, non direttamente violento dell'islamismo. Ci sono una serie di sigle ormai in tutto il mondo che derivano dalla sigla, dall'associazione madre, chiamiamola così, che è quella dei Fratelli Musulmani, gruppo nato all'inizio del Novecento in Egitto, ma che ormai è presente con diverse sigle, con diverse associazioni che sono derivate, presente praticamente in tutto il mondo arabo e purtroppo, e dico purtroppo, anche in gran parte dei paesi dell'Occidente, e non è esclusa ovviamente l'Italia. Questo islamismo che dicevo prima, non violento, nel senso che non è direttamente violento, ma che crea quel boom, quel brodo di cultura dove poi in realtà possono nascere anche gruppi, e poi qui ci racconteranno i nostri ospiti anche episodi che hanno coinvolto il paese intero e Milano in particolar modo. Basti pensare come gli Alleghetti fin dagli anni 90 era un luogo di reclutamento per jihadisti. Basti pensare come per esempio Milano ha visto l'arresto nel 2013 di un personaggio come Abu Omar, imam di via 40, arrestato e condannato a 6 anni per terrorismo. Basti pensare come l'Italia è vista come la maggior base logistica, e questo ce lo dicono i servizi degli Stati Uniti, come in Viale Yemen è presente la maggior base logistica di Al-Qaeda, come la stessa Viale Yemen viene descritta in un libro scritto da Stefano D'Ambrosio, che non è certo accusabile di essere un leghista brutto e cattivo e razzista e tutto quello che ne consegue. Stefano D'Ambrosio, già pubblico ministero nel Tribunale di Milano, ha scritto un libro dal titolo Milano Baghdad, diario di un magistrato in prima linea nella lotta al terrorismo islamico in Italia. Come già lui ci racconta in quel suo libro come Viale Yemen diventi centro di snodo, centro nevralgico per la rete internazionale del terrorismo islamico. Bene, noi oggi non mi dilunghiamo troppo perché sono molti gli ospiti quest'oggi e sono molto interessanti ovviamente i loro interventi. Vado semplicemente a presentarli. Alberto Giannoni l'ho già presentato, giornalista del giornale e autore del volume Il libro nero dell'Islam italiano. Poi ci sarà l'intervento di Giovanni Giacalone, analista di Stein dell'Università Cattolica. Miriam Ismail, appartenente al tavolo nazionale delle comunità islamiche d'Italia. Miriam Ismail è stata, diciamo, è nota alle cronache, soprattutto chi segue la politica milanese, perché a un certo punto ha deciso di lasciare, per esempio, il Partito Democratico, proprio per i legami stretti che esistono tra il Partito Democratico milanese e quei gruppi che dicevo prima, magari legati al gruppo dei Fratelli Musulmani. Poi ci saranno le conclusioni di Pietro Foro, al territorio della protezione civile, e quindi io spero oggi di dare un contributo importante come sono stati dati in passato, perché noi siamo in questo momento, possiamo ritenerci nel vero senso della parola invasi, e vorrei con questo concludere il mio intervento con un pezzo, con le parole di Oriana Fallaci quando parlava di Islam moderato. Continua la fandonia dell'Islam moderato, diceva Oriana Fallaci, la commedia della tolleranza, la bugia dell'integrazione, la farsa del pluriculturalismo, e con questa il tentativo di farci credere che il nemico è costituito da un'esigua minoranza e che quell'esigua minoranza viene in paesi lontani. Beh, il nemico non è affatto un'esigua minoranza, e ce l'abbiamo in casa, ed è un nemico che a colpo d'occhio non sembra un nemico,
senza la barba, vestito all'occidentale, secondo i suoi complici, in buona o mala fede, perfettamente inserito nel nostro sistema sociale, cioè col permesso di soggiorno, con l'automobile, con la famiglia, e pazienza se la famiglia è spesso composta da 2 o 3 mogli, pazienza se la moglie o le mogli le fracassa di botte, pazienza se non Milano uccide la figlia in blue jeans, pazienza se ogni tanto suo figlio stupra la quindicenne bolognese che col fidanzato passeggia nel parco. È un nemico che trattiamo da amico, che tuttavia ci odia e ci disprezza con intensità. Un nemico che in nome dell'umanitarismo e dell'asilo politico accogliamo a migliaia per volta, anche se i centri d'accoglienza straripano, scoppiano e non si sa più dove mettono. Questo ci diceva Oriana Fallaci, che secondo noi è stata una delle persone che prima di tutte capì il pericolo, soprattutto il pericolo nel non saper leggere nelle righe, per esempio, anche di quello che dicevo in precedenza dell'islamismo non violento, non direttamente violento. Noi quest'oggi vorremmo capire, anche vorremmo dare dei contributi, grazie anche ai relatori che seguiranno, i contributi per capire cosa dicono durante i loro sermoni, quali sono queste associazioni, chi li finanzia, quali testi vengono letti, qual è la realtà che c'è sul nostro territorio, le moschee che vengono costruite sul nostro territorio. Recentemente il Comune di Milano ha approvato il cosiddetto PAR, il piano per le attrezzature religiose, che fa parte del PGT, che prevede che alcuni terreni del Comune di Milano saranno destinati alla costruzione di moschee. Per esempio ce n'è una sul quale è già stata costruita questa moschea, c'è già un territorio che è quella di Via Maderna, dove la gestione è in mano a un'associazione vicina ai Fratelli Musulmani, finanziata da un gruppo di origine turca, che per esempio questo gruppo viene inserito nella blacklist del governo tedesco. Ecco, queste sono realtà che noi dobbiamo andare a conoscere. Quindi io lascio la parola ai relatori che seguiranno dopo di me e ringrazio ancora una volta tutti voi per essere intervenuti questa sera. Grazie. Grazie al consigliere Bastoni. Ci sono tanti elementi, come avete sentito, sul tavolo di questa discussione. Partiamo subito da Alberto Giannoni, che è giornalista del giornale, autore di questo libro nero dell'Islam italiano, cronista, esperto di questo tema, ha sviscerato molte volte gli aspetti del fondamentalismo, gli intrecci che sono stati con l'Italia, con i numerosi attentati a cui abbiamo assistito in Europa. Darei la parola a lui per capire meglio di che cosa si parla quando si intende islamismo, islam politico, quindi non violento, ma che nasconde a volte delle radici d'odio a cui dobbiamo fare molta attenzione. Alberto. Sì, grazie. Allora, la questione è decisamente complessa e già avete sviscerato alcuni aspetti di tutta questa vicenda. Partirei dal titolo di questo incontro, quindi dalle ombre, per dire che le ombre ovviamente ci sono state, delle ombre ci sono ancora oggi, non necessariamente sono le ombre che vediamo adesso uguali a quelle di 20 anni fa, forse sono meno spesse, sono meno cupe di un tempo, e tuttavia potrebbero essere perciò stesso più insidiose, altrettanto cariche di insidie, anche perché capaci di assumere sembianze perfino suadenti a volte, non minacciose come un tempo. Io devo permettere che il mio lavoro e la mia testimonianza nel contenuto di questa sera sono un'attività mistica. Mi sembra giusto dire che non sono mai avuto l'ambizione o non ho avuto l'abitudine di vedere questa questione dal punto di vista teorico, dal punto di vista astratto, andando a affrontare questioni che hanno a che fare con la teologia o con la teoria. Quindi ho semplicemente raccontato quello che nel corso di questi anni abbiamo visto nomi, vicende, date, e dove ci sono stati anche i collegamenti. Nel corso di questi anni ho visto queste ombre
Devo dire, è giusto dire che ho visto anche delle luci, non sono molte, sono rare, ma ci sono. La testimonianza di Marian, che è qui al mio fianco, la sua storia, la sua voce, è una delle luci. Marian, 5 anni fa, al giornale che ha lasciato l'intervista e ha preso una posizione molto coraggiosa, non solo e non tanto sul piano comunale che riguardava il luogo di culto, ma soprattutto nel piano politico, che la sua posizione lei magari è stata in termini politici. Alcuni anni fa io ho intervistato un esponente importante, rappresentativo delle comunità islamiche di Milano, che mi ha detto guardi che noi abbiamo scheletri nell'armadio. Io dopo 10 anni di attività cronista, di articoli, forse centinaia, non ce ne raccontati, io mi ero posto il problema, insomma, avessi ragione, che da garantista, diciamo, mi ero posto il problema di un'attenzione troppo insistita, morbosa su questa questione. E facendo un bilancio di questi 10 anni di attività, di questi 10 anni di lavoro, io sono arrivato alla conclusione che non c'è stato, non solo non c'è stato un accanimento nostro, a livello particolare, sul fenomeno dell'islamismo, ma c'è stata semmai una generale sottovalutazione sia 20 anni fa e sia in termini diversi anche adesso. 20 anni fa l'anno è stata certa di movimenti che sono stati realmente inquietanti dal punto di vista dei traffici, dal punto di vista Giovanni, che qui ora ci aiuterà forse a delineare bene questa storia, perché si è occupato molto in particolare di quella che è chiamata la rotta balcanica, dei collegamenti tra Milano, il nord Italia, il nord-est in particolare, e le terre della ex Jugoslavia nei primi anni 90 per via del disfacimento del regime comunista erano accetto di faglie, fratture, tipo anche religioso. Ecco, Milano era una questione logistica. A Milano, come ha citato Bastoni, c'era, è accertato che uno degli imam dei centri islamici più importanti svolgesse un'attività parallela di arruolamento, fino poi a partire ad autoarruolarsi per la Bosnia, dove è andato a guidare spiritualmente il battaglione di Mujahideen. A Milano è stato concepito quello che gli esperti hanno inquadrato come il primo attentato jihadista, con un'auto d'Europa, con un'auto targata a Bologna e targata a Bergamo, che è esplosa di fronte a una caserma a Fiume. Uno dei successori di quell'imam, che ha citato Bastoni, è stato condannato con sentenza passata in giudicato ed era l'imam che ha guidato quella singolare manifestazione politico-religiosa che nel 2009, quindi 10 anni fa esatti, si è conclusa con la preghiera in Piazza Duomo, con quell'immagine che avete opportunamente inserito nella locandina che è alle nostre spalle. Quella era una manifestazione per la Palestina, tra virgolette, come poi ce n'è stata un'altra più recente che vedremo subito. A Milano, a San Siro, un personaggio piuttosto inquietante, un tunisino, aveva allestito una casa, che poi è passata alla cronaca come la casa del fratello tunisino, una casa che era dedita al reclutamento. Questo personaggio poi è comparso in tutti gli scenari critici fino a essere arrestato in Libia per anni con il grado di colonnello dell'ISIS. Una delle vicende più rilevanti che non possono non essere citate è quella di Mohamed Ghane, che nel 2009, una mattina dell'ottobre del 2009, è partito dalla sua casa popolare, la sua casa di San Siro, quindi a poche centinaia di metri, forse a poche decine di metri dalla via Paralia, dalla casa che dicevamo prima, dei turismi, è partito con l'intenzione di farsi esplodere di fronte alla caserma Santa Barbara in Piazzale Peroche. Tra l'altro la figura di Ghane è una figura paradigmatica, importante,
è rilevante anche perché poi era emerso in quei giorni che lui aveva partecipato pochi giorni prima di quell'azione, che voleva essere, si presume, un'azione suicida, aveva partecipato a una cerimonia con i templi islamici della città in via Procaccino, la fabbrica del vapore. Ecco, questa è tutta la storia che abbiamo alle spalle. Però indubbiamente c'è stata un'evoluzione, c'è stata una trasformazione e tuttavia le ombre e le nubi non si sono totalmente dissipate. Tanto è vero che Lorenzo Bidino, che ha avuto la volontà di scrivere la prefazione al libro, dice attenzione perché il terrorismo è solo la punta dell'iceberg. Il problema vero con cui ci troveremo ad avere a che fare nei prossimi anni, nel medio e nel lungo periodo, è l'islamismo ideologico, come diceva anche Lodovita poco fa. Quello che lui definisce la versione politicizzata e militante di una religione. Io, come dire, anche solo per una questione di principio e di rispetto, di voci come quella di Marian, tengo sempre a distinguere l'Islam dall'islamismo, cioè dalla versione, cioè dall'ideologia costruita su motivi religiosi che poi finisce per tradire lo spirito autentico della religione. Indubbiamente delineare l'islamismo ideologico è più difficile definire l'islamismo ideologico rispetto a un'azione o a un gruppo di matrice terroristica. Però ci sono alcune caratteristiche ricorrenti in questa ideologia. Una di queste caratteristiche è indubbiamente l'odio per gli ebrei, l'odio per Israele. Un'altra caratteristica è la propensione a un'idea di sottomissione della donna. Una terza caratteristica ricorrente è la propensione alla discriminazione, addirittura alla persecuzione degli omosessuali. L'ultima si può individuare come il problema della libertà religiosa. E anche da questo punto di vista, a Milano, in questa città, è bene ricordare che dal 2013 i rapporti fra la comunità ebraica e le comunità islamiche o una parte delle comunità islamiche sono interrotti, i rapporti sono ufficialmente interrotti da quando le comunità islamiche riunite in coordinamento hanno invitato all'Arena Civica, quindi un luogo simbolo di Milano, come pochi ce ne sono, un presunto sapiente, accolto con tutti gli onori, accolto perfino da una rappresentante del comune che sicuramente regnava molto come la gran parte la quasi totalità delle persone che erano lì. Questo imam, questo presunto sapiente, è venuto fuori in quei giorni, a qualche giorno di distanza, aveva magnificato almeno in un'intervista, poi non sappiamo, io immagino che sia ancora reperibile su YouTube questa intervista, aveva magnificato il martirio dei bambini. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cioè le azioni kamikaze dei bambini in terra di Israele. Questo è successo 6 anni fa, però l'anno scorso, poco più di un anno fa, in piazza Cavour, quindi a poche centinaia di metri da qui, un'altra manifestazione politico-religiosa si è conclusa, ha avuto come esito delle grida e degli slogan, ma dice
apertamente antisemita. E anche in quella occasione la reazione della politica non è stata forse forte e adeguata come avrebbe dovuto. Ora, tutti noi in questi giorni abbiamo visto e ci siamo comprensibilmente indignati e siamo rimasti colpiti per quello che è accaduto a Parigi a un intellettuale francese molto noto, di origine ebraica, era una famiglia di ebraici scappati alla Shoah, ebraica polacca, e persona oltretutto anziana, e l'immagine è un'immagine drammatica, però se noi pensiamo attentamente, quello che succede ogni anno il 25 aprile a Milano non è molto diverso, perché gli esponenti della comunità ebraica milanese possono sfidare, celebrando la liberazione della città e dell'Italia, solo dietro lo striscione della brigata ebraica che Mariam tiene con alcuni amici dall'inizio di questa vicenda, che orgogliosamente, possono sfidare solo perché ci sono le forze dell'ordine che consentono loro di farlo. Ecco, questa è la storia che abbiamo alle spalle e queste sono le nubi che abbiamo sopra di noi in questo momento. E alla luce di tutto ciò, tutta questa vicenda, mi pare del tutto legittimo, del tutto comprensibile che ci sia chi chiede di fare luce, chiede che sia fatta luce su tutto. Mi pare comprensibile che ci sia chi chiede garanzie su tutto, non solo dal punto di vista dell'esclusione, dei collegamenti con realtà o con movimenti pericolosi, ma anche dal punto di vista ideologico. Anche perché i collegamenti successivi tra i vari ambienti sono decisivi. Io nel libro ho preso in prestito l'immagine dei gradi di separazione. C'era, mi ricordo, un film, una pièce teatrale ispirata a una teoria sociologica secondo la quale due persone qualsiasi nel mondo sono separate o collegate l'una all'altra da 6 gradi di separazione. Quindi, non so, Ludovica e un uomo d'affari di Singapore o un pastore delle Ande, non so, possono essere collegati attraverso una catena di relazioni che prevede al massimo 5 passaggi, 5 intermediari. Ecco, quando ragioniamo di islamismo, così capisci, questi passaggi sono ridotti, sono praticamente dimezzati tra un mondo prettamente jihadista e un mondo integralista, oppure possiamo dire che tra l'integralismo e il mondo jihadista c'è un rapporto controverso, e un rapporto controverso c'è anche fra gli integralisti e gli esponenti dell'Islam. Quindi è giusto che si chieda garanzie. E mi viene in mente che un anno fa, poco meno di un anno fa, Bastoni ha presentato un'interrogazione a proposito del centro, ha citato poco fa la questione, a proposito di un centro turco di Milano. La sua interrogazione verteva su alcune questioni urbanistiche, edilizie, ma non solo, anche sui collegamenti con una realtà integralista tedesca. E a un anno di distanza, io le ho chiesto anche poche settimane fa, a un anno di distanza non mi risulta che ci siano state risposte su quel punto, se non quantomeno smentite, se non sul dato urbanistico, ma non sui collegamenti. E bisogna anche dire che c'è questo esame all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, esame del piano delle attrezzature religiose, che la commissione consigliare incaricata di fare un sopralluogo a uno dei centri della città, poche settimane fa, si è vista aprire la porta a un personaggio veramente discutibile, un personaggio appartenente all'area salafita di Milano, a sua volta collegato ad altri personaggi altrettanto discutibili. E il fatto che in un'occasione così solenne dal punto di vista istituzionale come il sopralluogo di una commissione, un centro di Milano
si sia fatto rappresentare un personaggio che aveva, per esempio, elogiato il primo Marvel Fighters italiano per poi smentire o minimizzare o giustificarsi. Il fatto che si sia fatta rappresentare in quella occasione un personaggio di questo tipo dice lunga sul grado di sottovalutazione del problema. Ecco, io chiuderei così, dicendo, ricordando un altro incontro, un'altra intervista, vedo che qui Marian ha un libro di Gabriele Mandi. Allora, Gabriele Mandi è il capo dei Sufi italiani, viveva a Milano, era un personaggio di eccezionale cultura intellettuale, morale, religiosa, era un artista in molti campi. Qui l'ho andata a trovare 10 anni fa esatto, era il febbraio del 2009, era un giorno molto diverso da oggi perché Milano era ricoperta dalla neve, ma lui anche forse nella sua casa piena di libri, in zona Loreto, diciamo così, e mi disse delle parole che io ricordo ancora e che cito quando posso. Mi disse, gli integralisti fondamentalisti sono la nostra mafia e la nostra camorra. E quindi vedo che c'è qui Davide Romano, che è l'ex assessore della comunità ebraica, trovo che sia perfettamente conseguente con questo discorso che fece allora Mandel la proposta che Davide ha avanzato e credo abbia avanzato anche alla Lega, perché la Lega ha incardinato in Parlamento alcune proposte che riguardano la realizzazione dei loro di culto, la figura dell'imam, la trasparenza dei finanziamenti. Romano dice: se sono la mafia e la camorra dell'Islam, è giusto che noi adottiamo uno strumento analogo a quello che è previsto per la criminalità organizzata, cioè la confisca delle moschee imam fanatici. Io chiudo così, c'è qui l'assessore, grazie al cielo, io non devo prendere decisioni perché il tema è molto delicato, molto complesso, grazie al cielo non tocca a me. Io posso solo dire, alla luce di tutte queste cose che ci siamo dette, alla luce di questa esperienza, che trovo responsabile e doveroso, un atteggiamento che, ognuno nel suo campo, un atteggiamento che contempli la massima serenità, il massimo rigore con il fenomeno del fanatismo, con il fenomeno del integralismo, con il fenomeno delle compromissioni, con i mondi dell'islamismo violento, e nello stesso tempo, insieme a questo rigore, insieme a questa serenità, il massimo del sostegno a quelle voci, come Marian, che si battono per un Islam diverso, per un Islam che possa essere cosa di cui andare tutti orgogliosi. Grazie Alberto per la tua analisi. Come avete sentito sono tantissimi i punti di collegamento che legano l'Italia al fondamentalismo islamico, nonostante il nostro paese fortunatamente ancora non abbia subito attentati, anche se le vittime italiane, ricordiamo, sono state tante in giro per il mondo. Quindi io vorrei chiedere a Giovanni Giacometti con noi, analista di Spagna dell'Università Cattolica, da dove nascono questi collegamenti che si sono resi evidenti anche qui in Italia, e se c'è una rotta particolare, come accennava prima Alberto, quella balcanica che lega il nostro paese con dei copi di fondamentalismo che esistono nell'est Europa. Sì, allora, ai Balcani ci arriveremo poi dopo. Io credo che il collegamento tra Italia e Balcani abbia messo in evidenza un aspetto che secondo me per troppo tempo è stato sottovalutato, cioè che nelle moschee, nei centri islamici, non ci si radicalizza. Non è vero, per il semplice fatto che Milan Bosnic, che è stato forse uno dei principali propagandisti e reclutatori dei Balcani, che ha reclutato anche in Italia, perché nel nord-est sono partiti almeno 3 personaggi da lui reclutati, 3 sono quelli che conosciamo noi. È stato presente
a Pordenone, è stato presente a Cremona, a Bergamo, a Siena. A Siena assieme a un altro suo compagno di prediche, anche con precedenti per terrorismo in Kosovo. Quindi la rotta balcanica, o meglio, quello che chiama la spirale balcanica, nel caso italiano, ha dato alcune conferme, cioè che in centro islamico ci si radicalizza, perché è vero che si utilizza molto internet, ma è anche vero che internet è un canale, cioè è un mezzo per divulgare la radicalizzazione. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Per quanto riguarda le strategie e il concetto di islamismo, ora io quello che volevo fare è lasciare i dettagli milanesi a Marian e Alberto, che conoscono sicuramente meglio. Io volevo invece fornire un panorama il più possibile pratico, chiaramente con i limiti di tempo, sull'operato di quell'islamismo politico, cioè, o meglio, su quell'islamismo che ha utilizzato il canale politico, perché quando noi parliamo di Islam politico parliamo di un utilizzo dell'islamismo politico, parliamo di un mezzo utilizzato dall'islamismo per raggiungere un obiettivo, il potere in questo caso, e grazie alle cosiddette primavere arabe abbiamo un riscontro pratico di cosa ha fatto l'islamismo in politica. Abbiamo il caso egiziano e abbiamo il caso turco, che dopo vedremo. Ora, visto che il titolo di questo incontro è Le ombre dell'islamismo sopra Milano, mi sembrava doveroso cercare in qualche modo di delineare questo termine islamismo per poi capire quali sono le strategie utilizzate. Il Merriam-Webster definisce l'islamismo come movimento che sostiene un'organizzazione di Stato e società in conformità con le leggi prescritte dall'Islam. Ok? Quindi una fusione di religione e ideologia in conformità con quell'interpretazione che non contempla la separazione tra fede e politica e società. Peter Mandeville, nella sua opera Global Political Islam, va oltre tale definizione e illustra come l'islamismo sia anche un nuovo approccio per la creazione di un Islam vivente, lo definisce così, cioè un'ideologia portata avanti da attivisti, da intellettuali e militanti, con lo scopo chiaramente di raggiungere un ordine socio-politico propriamente islamico, ok? Questo è risposta alla cosiddetta modernizzazione e occidentalizzazione dei paesi islamici. Cosa importante, Mandeville ci fornisce anche con grande chiarezza un preciso contesto storico e geografico di riferimento per quanto riguarda la nascita del fenomeno, ricollocandolo nell'Egitto del primo Novecento, quello dei padri fondatori dei fratelli musulmani, quindi Hassan al-Banna e Said Qutb, senza trascurare il movimento sviluppatosi nel medesimo periodo in Pakistan a opera di Abu al-Maududi, fondatore di quella Jamaat islamica pakistana che influenzerà pesantemente l'islamismo anche in India e in Bangladesh. E le comunità bengalesi contrarie alla Jamaat lo sanno molto bene, anche a Milano. In tutto possiamo dunque affermare che l'obiettivo dell'islamismo è quello di modellare politica e società, secondo quanto prescritto da Coran e Sunna, su questo siamo d'accordo. L'islamismo va dunque oltre il concetto di Islam politico, in quanto il canale politico è per gli islamisti soltanto un mezzo per raggiungere il potere. L'islamismo può essere definito come olistico, in quanto abbraccia tutte le dimensioni della vita. Il fenomeno islamista può dunque avere più declinazioni,
diventando ideologia di riferimento per partiti politici, ma anche per jihadisti a seconda del contesto e delle forze in campo. Non è certo un caso che i richiami dei jihadisti sono spesso accompagnati da scritti o detti estrapolati da vari ideologi o pensatori islamisti. Così come mi è capitato tante volte di analizzare profili Facebook di jihadisti conclamati e ci si imbatte spesso in immagini di Said Qutb, Hassan al-Banna o chi che sia. Mettiamo però da parte il jihadismo in questa occasione e andiamo a vedere il canale politico attraverso il quale l'islamismo si è espresso, perché oltre alla lotta armata esiste un altro tipo di strategia più subdola, magari con tempistiche più lunghe, ma con discrete prospettive di riuscita, ovvero l'infiltrazione politico-istituzionale attraverso canali leciti, tramite meccanismi democratici, tramite lo sdoganamento di partiti ed esponenti politici che riescono nel tempo ad affermarsi e legittimarsi sul piano internazionale. Infatti, il canale democratico per arrivare al potere non implica che poi l'operato sarà altrettanto democratico. E siccome sono i fatti che contano e che ci permettono poi di trarre le conclusioni, è bene attenersi a questi, quindi andiamo a vedere questi fatti. Pensiamo all'anno di governo islamista qui da Fratelli Musulmani in Egitto, dal giugno 2012 a luglio 2013, un anno. Governo ritenuto da molti democraticamente eletto, appoggiato da Stati Uniti sotto l'amministrazione Obama, ma che col passare dei mesi ha assunto sempre più le sembianze di un regime islamista. L'esperimento egiziano dei Fratelli Musulmani è durato soltanto un anno, abbiamo detto, ma è stato terribilmente eloquente, non soltanto per l'incapacità di gestire un paese, ma soprattutto per l'elevato numero di atti di violenza nei confronti degli oppositori politici e delle minoranze religiose, tra cui i cristiani copti e gli sciiti. Occhio che sotto il governo Morsi c'è stato il primo caso nella storia dell'Egitto di pogrom nei confronti degli sciiti. Il Neville Center for Rehab of Torture Victims denunciò 247 casi di detenzione e tortura nei soli primi 100 giorni di governo Morsi. Sotto costante attacco anche i giornalisti, tanto che l'Arabic Network for Human Rights Information aveva denunciato il triste record dell'epoca Morsi per quanto riguarda le denunce nei confronti di giornalisti e personaggi legati ai media. Secondo tale rapporto, il numero di denunce sarebbe 4 volte maggiore rispetto all'era Mubarak e 24 volte più grande rispetto a quella di Sadat. Ora, se consideriamo che Mubarak ha governato per 30 anni, Sadat per 11 e Morsi per 1, forse è il caso di rifletterci sopra, no? Ora, chi era a Milano nel periodo immediatamente successivo alla caduta del governo Morsi, e io me lo ricordo molto bene, avrà ben presente l'attivismo di alcuni ambienti dell'Islam milanese e italiano, aggiungerei, come ad esempio il Comitato per l'Egitto Democratico e diversi esponenti di quell'Islam politico che erano costantemente in piazza o sui social a manifestare a favore di Morsi con tanto di magliette gialle e 4 dita alzate. Un attivismo politico che creò tra l'altro non poche tensioni tra sostenitori e oppositori di Morsi all'interno delle moschee milanesi. È dunque più che lecito chiedersi se sia opportuno che gli ambienti islamici milanesi vengano contaminati da dinamiche politico-militanti che non dovrebbero avere nulla a che spartire con l'Islam a Milano e in Italia in generale. Trattasi infatti di ingerenze esterne che recano soltanto danno a quei musulmani che non vogliono vedere il proprio luogo di culto trasformato in una piazza di comizio. Un altro leader della stessa area politica più volte osannato da questi ambiti politici islamici politici nel milanese è l'attuale presidente turco Erdogan, già primo ministro per 20 mandati dal 2003 al 2014. Un entusiasmo che si è in parte affievolito nel luglio del 2016, in particolare negli ambienti islamici siriani,
quando in seguito al fallito colpo di Stato Erdogan si è allineato con Mosca e ha dovuto abbandonare il ruolo di paladino della resistenza anti-Assad per focalizzarsi prevalentemente sui curdi. Ora, la Turchia di Erdogan è un altro chiaro esempio di islamismo applicato a un potere acquisito tramite meccanismi democratici, seppure anche in questo caso con risvolti ben poco democratici. Tra l'altro Erdogan è della stessa area ideologica di Morsi, tant'è che lo ha difeso a spada tratta. I problemi in Turchia sono notevoli, chi si occupa di giornalismo lo sa bene, visto che oggi la Turchia è una delle più grandi prigioni per giornalisti, con più di 150 arrestati dopo il fallito colpo del luglio 2016 e con alcuni di questi condannati all'ergastolo, un primato che pone la Turchia ai livelli del Ruanda e del Kazakistan. Un articolo pubblicato su Newsweek lo scorso settembre tirava un po' le somme sull'attuale situazione turca, con più di 180 media fatti chiudere e circa 2500 tra giornalisti e intellettuali senza lavoro. Sempre secondo quanto esposto dal pezzo, un terzo dei giornalisti a livello globale è detenuto nelle carceri turche. Una persecuzione che non tocca tra l'altro solo i giornalisti turchi, ma anche gli europei. Penso al caso di Max Zirgas, arrestato mentre stava analizzando un'inchiesta sul post-elezioni e raccogliendo elementi e testimonianze di possibili brogli. Anzi forse il caso più eloquente però della repressione nei confronti dei giornalisti in Turchia è quello di Can Dündar, ex direttore del quotidiano Cumhuriyet, attualmente in esilio in Germania. Nel novembre 2015 venne arrestato dalle autorità turche assieme a un collega per aver fatto pubblicare immagini di un camion dei servizi segreti turchi che trasportava armi ai jihadisti in Siria, e questo poi lo riprenderemo. Erdogan, infuriato, promise che gli autori dell'inchiesta giornalistica avrebbero pagato un caro prezzo e arrivò a chiedere 2 ergastoli. Dopo 92 giorni di carcere, Dündar veniva rilasciato. Finiva sotto processo e il 6 maggio 2016, proprio mentre usciva dal tribunale dopo aver partecipato al processo, veniva avvicinato da un soggetto armato che al grido traditore faceva partire 2 colpi. Lo mancava, l'assalitore veniva arrestato. Bene, lo stesso giorno Dündar veniva condannato a 5 anni e 10 mesi. L'assalitore 10 mesi di carcere e una multa di 800 euro. La Corte di Istanbul infatti ha stabilito che non ci sia stato alcun reato per Dündar, della storia sia solo sparato. Tornando alla repressione, è ormai dimostrato che il regime erdoganiano manifesta questa tendenza ad accusare di terrorismo chiunque provi a criticare l'operato del governo, in particolare in relazione alla questione kurda. Chi ha la memoria lunga però ricorda tutta una serie di elementi che iniziavano a emergere a partire dal 2013 sui rapporti tra Turchia e jihadisti attivi in Siria, elementi che mettevano in serio imbarazzo il governo HDP di Erdogan, dai jihadisti curati negli ospedali turchi a incontri tra jihadisti e rispettive mogli in territorio turco, gli strani sconfinamenti dei jihadisti, le 4 chiacchiere scambiate tra i jihadisti e militari di Ankara da una parte all'altra del confine, tutto ripreso in video, le armi nascoste sotto casse di medicinali trasportate da un camion dei servizi segreti turchi, caso precedentemente citato. Credo valga poi la pena citare brevemente l'intervista del febbraio 2016 fatta a Grozny dalla giornalista del giornale Alessandra Benignetti a un jihadista pentito. Queste alcune delle sue dichiarazioni. Lo Stato islamico permette ad alcuni dei combattenti di passare del tempo con le proprie mogli in Turchia. Qui l'ISIS fornisce loro degli appartamenti dove i ragazzi possono passare dei periodi con la propria famiglia. Non credo che il governo non lo sappia. Ci sono decine di appartamenti affittati da Daesh, dove transitano persone da ogni parte del mondo, con le barbe lunghe. Quello che succede lì è chiaro e comprensibile. Said raccontava poi di essere stato curato in Turchia, dove ci sono degli ospedali in cui vengono assistiti i miliziani dello Stato islamico, aggiungendo che nel caso di feriti gravi ed operazioni più complicate, i miliziani venivano trasferiti negli ospedali statali turchi.
I jihadisti scelgono la Turchia perché lì nessuno fa domande, i poliziotti e i medici sanno tutto ma non fanno domande su come ti sei procurato le ferite e da dove vieni. L'ex jihadista parlava poi di un'organizzazione umanitaria turca che aiutava ad affittare gli appartamenti e a pagare le cure ai cristiani feriti. Tale Inkander, con sede a Istanbul, già accusata da diversi media siriani e curdi di fornire supporto ai jihadisti. Ora, tale organizzazione era da anni nota ai servizi di sicurezza russi e ceceni, tanto che nel 2013 Mosca chiedeva all'ONU l'applicazione di sanzioni nei confronti di Inkander, accusandola di aver svolto un ruolo fondamentale nel finanziare i jihadisti dell'Emirato del Caucaso. Informazione che veniva poi confermata anche dal ministro dell'informazione della Repubblica Cecena, Janbulat Umarov. Nel febbraio del 2018 emergeva poi un altro scandalo legato al reclutamento di ex jihadisti dell'ISIS e di Al-Qaeda da utilizzare contro i curdi a Afrin, con tanto di testimonianza di un ex jihadista. Una delle ultimissime testimonianze dei rapporti tra Turchia e jihadismo in Siria è della settimana scorsa e arriva da Samir Bugana, cittadino italiano, figlio di immigrati marocchini, nato nel 1994 in provincia di Brescia, ex jihadista dell'ISIS, arrestato dai curdi nel nord della Siria e intervistato da Fausto Biloslavo. Bugana ha dichiarato: lo Stato islamico ci dava una casa e $150 di stipendio. I soldi arrivavano dal contrabbando di petrolio con la Turchia. Ho fatto riferimento al caso turco perché mi sembrava un esempio lampante di quell'islamismo area fratelli che da processi elettivi politico-democratici arriva ad abbracciare il totalitarismo e persino a intrattenere discutibili rapporti con il jihadismo. Faccio un ultimissimo riferimento alla strategia di infiltrazione tramite operazioni di influenza in ambito economico, culturale e sociale. Iniziative che possono andare dai finanziamenti a progetti in paesi esteri, dalla costruzione di moschee e centri islamici, all'insediamento di ONG, dalle attività quanto meno dubbie. In questo caso i Balcani sono un ottimo terreno di analisi, visto che da tempo Turchia, Qatar e Arabia Saudita risultano attivi con opere di vario tipo, tra cui finanziamenti appunto a moschee e centri culturali. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex sono arrivati i saldi con sconti fino al 60%, ma non solo per reti e materassi, ma anche per divani, letti, poltrone. Non perdete tempo, chi prima arriva meglio acquista, vi aspetto. A Triviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Interromperei su questo punto, hai citato proprio un punto nevralgico, cioè finanziamenti alle moschee che poi nascono sul territorio anche nella città di Milano. Ti interrompo per andare un attimo da Mario Ismail, che fa parte del tavolo delle comunità islamiche in Italia, proprio per chiedere a lei
come si è arrivati ad avere sul territorio delle realtà islamiche ambigue in un certo senso, che poi sono l'emanazione diretta di quello che poi ha raccontato Giancarlo nella sua analisi. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori, in particolare l'assessore Toroni per questa opportunità, la situazione è estremamente complessa, però prima di entrare a spiegare perché si è arrivati a questo punto, a mio giudizio bisogna fare un distinguo molto preciso. L'Islam non è un ambito monolitico, non è una religione monolitica, è una religione che già nel suo essere presenta due grosse scissioni, che sono l'Islam sunnita e l'Islam sciita. E dentro l'Islam sunnita ci sono 4 scuole giuridiche che hanno poi delle sottoscuole giuridiche. Questa complessità, ovviamente anche gli sciiti hanno una scuola giuridica, questa complessità fa sì che se noi dobbiamo trattare una questione islamica, dobbiamo sempre tenere in mente la particolarità di una religione che non ha un referente riconosciuto, come può essere il Papa o figure simili, ed è proprio nella religione il fatto che non ci sia qualcuno a rappresentare qualcuno rende la questione davvero complessa, nel senso che in Italia e in Europa noi parliamo di imam come fossero le figure religiose di riferimento. Ebbene, questa è una forzatura che si fa, in quanto che l'imam è semplicemente colui che guida la preghiera, che dà il tempo della preghiera. Quindi io stessa potrei benissimo essere un imam. E qualsiasi imam che mi viene a dire come devo interpretare la religione è nell'errore più totale, perché anch'io posso ribattere che la religione può essere spiegata, tradotta, vissuta in maniera completamente opposta di quello che in quel momento mi si sta dicendo. Questo cosa significa? Significa che se noi non incominciamo ad avere una visione chiara dell'argomento, poi si fa di tutto l'erba un fascio. E allora passo dalla considerazione che 1,5 miliardi di persone che professano la fede islamica, se fossero davvero adoratori di una religione sanguinosa, sanguigna, cattiva, una specie di insieme di mostri, partendo dal profeta, perché poi la critica parte sempre dal profeta per arrivare all'ultimo dei fedeli, e così non è. Io ribalto per conoscenza diretta per il fatto che sono musulmana e non mi ritiro dal fatto che sono musulmana, sono fiera di esserlo, ma sono di un Islam assolutamente leale, pacifico, spirituale, cosa che nella discussione e nella presentazione dell'Islam, pur essendo maggioranza, ahimè, non ha assolutamente alcuna voce in capitolo. Perché l'Islam di cui noi stiamo discutendo, e vediamo le ombre, e vediamo l'islamismo politico, e vediamo la nefandezza che ricade in primis sulla comunità islamica, in primis siamo noi le vittime più paganti da questo punto di vista dell'islamismo politico. E allora, come dire, le cose incominciano ad essere diverse da quello che poi la vulgata o comunque la comunicazione ci dà. Ma non è un problema dell'Occidente che comunica male, è una comunicazione voluta da una minoranza, sono circa 300 milioni di persone su 1,5 miliardi di fedeli, e quindi noi parliamo di alcune aree islamiche, di Qatar, piuttosto che la Turchia, piuttosto che l'Arabia Saudita, eccetera, eccetera, laddove oggi il sistema economico dei petrodollari dà l'imprinting culturale di aree ben precise, che sono, oltre ai fratelli musulmani, che sono una derivazione poi politica. In realtà noi combattiamo da anni contro il wahhabismo, il salafismo, e una lettura
assolutamente restrittiva di un testo, come tutti i testi religiosi, che può essere interpretato in maniera aperta o chiusa. E l'Islam non scappa da questo. Chi ci dice che il Corano è intoccabile, in parte è vero, però alcune parti del Corano possono essere soppresse. E faccio un esempio su tutti. Oggi la schiavitù non può essere promossa in un paese musulmano, in quanto legge sciaritica. Perché? Perché la consuetudine, lo sviluppo, la storia di oggi porta a dire che forse è una brutta cosa avere uno schiavo in casa. E quindi si è sospeso quella parte culturale e quella parte religiosa dove parla appunto della non trattare male lo schiavo, quindi in qualche modo legittima una figura di questo tipo. Su questo filone noi possiamo ribaltare totalmente una lettura moderna, wahhabita e salafita, che nei secoli, già dai califi subito dopo l'aumento, ha preso la sua piega. Quindi il problema più grosso, è vero che è il rapporto con l'Occidente, ma il problema più grosso che abbiamo, e fin quando non si capisce questo, non si va avanti, è il problema insito nell'ambito delle comunità islamiche. Noi da 14 secoli siamo in guerra, noi. E questa guerra è stata esportata perché ormai la globalizzazione ci porta a sapere immediatamente che lo sbattere dell'area della farfalla in Indonesia, noi immediatamente via Facebook piuttosto che via internet lo sappiamo. E allora io sono sicura, e poi dovrò rispondere sulla domanda fatta, sono sicura che oggi Oriana Fallaci sarebbe stata al fianco della maggioranza islamica e soprattutto delle donne musulmane che si battono contro una lettura matriarcale, una lettura misogina, perché io ho conosciuto tutto il piacere, l'onore di conoscere Oriana Fallaci quando stava facendo una battaglia contro la comunità somala a Firenze, fin quando siamo andati da lei e abbiamo spiegato il nostro problema non è un problema religioso, noi abbiamo un problema politico in Somalia, c'è una guerra civile che parte perché dentro la guerra civile, oltre ad avere un problema arcanico, si sta immettendo, e lei è una grande esperta, immettendo tutta una serie di interferenze che non comprendiamo, cioè la lettura wahhabita e salafita dell'Islam sta alterando i connotati sociali, culturali e tradizionali della nostra Somalia. E lei lo capì, sfortunatamente, poi ci fu l'11 settembre e quindi io comprendo molto bene il suo essere rigida, perché alla guerra come alla guerra, cioè se c'è un attacco è giusto anche difendersi dall'attacco. Perché si è arrivati a questo? Perché ecco la responsabilità dell'Occidente qual è? La responsabilità dell'Occidente è una responsabilità schizofrenica. Da una parte teme l'Islam, dall'altra ci fa gli affari. E allora bisogna capire che cosa vogliamo. Se vogliamo fare affari e vendere la nostra bella Milano, il centro di Milano, noi sappiamo che ci sono zone comperate dal Qatar, sappiamo che Roma è mezza tra i Emirati, Qatar, eccetera, l'Arabia Saudita, così come l'Italia e anche tutto il resto del mondo, però quando si fanno gli affari, però bisogna vedere che cosa si va a barattare. E siccome la comunicazione, quindi il jihad della comunicazione, che è stata proclamata qui a Milano 3 giorni prima delle elezioni amministrative di Sala, cioè tra Sala e Parisi, qui in un centro molto noto che è la sala di vittoria della CGIL, Tariq Ramadan, niente poco di meno, ovviamente è legittima la sua presenza fin quando adesso non è finito nei guai per altre storie, è venuto a dire alla comunità che bisogna iniziare il jihad della comunicazione. Significa non c'è bisogno in Occidente di utilizzare magari troppa violenza,
ma attraverso una comunicazione. Quindi quando si parla di comunicazione noi parliamo di mostri televisivi come Al Jazeera e Al Arabiya, nel senso del denaro, cioè è gente che ha un illimitato potere economico, che va a leggere e educare le masse islamiche, mostrandosi anche con un volto occidentale. Le sue giornaliste hanno i capelli sciolti. Dopodiché, se io a capo scoperto mi faccio una passeggiata nel centro di Mogadiscio, la mia testa a tempo mezzo secondo rotolerebbe tranquillamente sul marciapiede, perché un conto è raccontare a voi, presentarsi con un doppio petto, con una bella parlantina, con i soldi e con, come dire, utilizzando un cavallo di battaglia molto forte, cioè democrazia, anzi due cavalli di battaglia molto forti, democrazia e laicità. E quindi tu laico non puoi impedirmi di portare la mano, adesso guardo Giannoni che sembra un prototipo, ma in realtà so che non è così. Comunque non puoi impedirmi di portare il velo, perché se tu sei democratico e laico, la mia libertà personale è correttissimo. Attenzione, io vengo da un continente dove il velo si porta, le stoffe delle donne africane le conosciamo tutte quante, quindi certamente non è un velo imposto, ma il velo imposto che noi vediamo in Iran, così come vediamo nelle nostre case, delle comunità islamiche, e come dire, passa come libertà personale, il che mi va anche bene, però poi da musulmana io mi chiedo perché non posso girare io con la testa scoperta o addirittura mettermi il bikini se non voglio. Non è che faccio un'offesa nei confronti del Signore, nel senso che posso mettermi adesso una certa età, magari un costume intero e essere assolutamente adeguata. Non espongo nulla di me, posso benissimo far piscina, andare al mare, eccetera, eccetera. Allora, quello che noi chiediamo è fate pure gli affari che volete, però dovete compensare sulle vere libertà personali, nel senso, va bene, tu vuoi mettere il velo, mi sta bene, però devo anche io non mettere il velo, devo anche io decidere da donna musulmana se voglio andare con i capelli scoperti piuttosto che vestirmi con i caftani. Però sul corpo delle donne questo non è. Quindi la decisione finale poi, perché noi diamo spazio, perché l'Italia dà spazio a finanziamento eccetera eccetera, ma è presto detto si finanzia un palazzo perché non si dovrebbe finanziare una sala di preghiera. E allora si ritorna a bomba su un altro discorso, che è il discorso perché l'Italia non ha un protocollo di intesa con la comunità islamica o con la religione musulmana, l'unica religione monoteista che non ha un piano di un protocollo di intesa tra lo Stato e. Vedete, io faccio parte del tavolo nazionale, ebbene sono l'unica donna che ha i capelli scoperti, sono l'unica donna africana, perché gli imam africani voi non li vedete. L'imamato e imam, coloro che guidano la preghiera, e in mano a una determinata appartenenza etnica, quindi sono arabi, poi scusa che il Corano è in arabo, quindi allora io devo parlare in arabo, in realtà io sono andata alla scuola coranica, parlo perfettamente, preso perfettamente in arabo, dopodiché nessuno mi deve guidare perché mi posso autoguidare anche come africano. E questo è uno. E sono quelli che hanno i soldi, quindi sono organizzati, quindi hanno cercato e hanno fatto di tutto per rappresentare la comunità islamica. Addirittura coniando il verbo, coniando il modo di dire, l'imam di Milano, l'imam di Firenze, l'imam di Trieste, mentre magari ha soltanto, come dire, poche persone dentro. Altro esempio pratico. Milano e provincia ha 150.000 abitanti di fede islamica. Okay. Voi sapete quanti vanno in moschea? Se arrivano a 5.000 è già tanto. E il resto cosa fa? Il resto ha paura, il resto se ne sta a casa sua, il resto non ha voglia di scontrarsi con nulla. E allora porto un mio esempio. Che cosa succede? Siccome il mio esempio è stato un esempio portato alla ribalta
anche dall'articolo Giannoni, perché da 9 anni che ho iniziato a fare questa battaglia. Io non voglio essere rappresentata dai wahhabiti e dai salafiti. Viva Dio, in uno Stato democratico non vedo perché il mio diritto di essere rappresentata dai sufi non debba essere rispettato. Quindi, dicendo questo, abbiamo bloccato con altre comunità islamiche la costruzione di 2 moschee, perché il bando è stato dato a quell'area politica religiosa che noi, avendoli in casa, avversiamo. E quindi che cosa significa questo? Significa che se noi non riconosciamo le diversità e le minoranze sarà un problema, ma se le minoranze e le diversità sono fra gli incudi nel martello, cioè non abbiamo i fondi perché non andiamo a chiedere al Qatar, alla Turchia, piuttosto che, ma tutt'al più se io voglio costruire una moschea al limite posso organizzare il 2 per 1000, cose legali, il 5 per 1000, eccetera, eccetera. Da una parte questo. E dall'altra, quando alzi la testa, ecco che vieni trascinato in tribunale. Quello che è successo a me, quando io ho detto pubblicamente, da quando ero dirigente del più grande partito allora d'Italia, il Partito Democratico, non è possibile. E state attenti con chi avete relazioni, perché queste persone, queste aree non ci rappresentano. Ebbene, io e un altro consigliere comunale di Milano siamo stati querelati per diffamazione, quindi un percorso penale. È chiaro che una famiglia, una comunità che vede che da una parte c'è lo strapotere della minoranza wahhabita salafita della fratellanza e dall'altra c'è lo strapotere della politica che ti tappa la bocca, uno dice ma a me chi me lo può fare? Quando noi ci si chiede dov'è l'Islam moderato? Signore, l'Islam moderato è azzittito da problemi di sicurezza. Quando io ho alzato la testa, ho avuto delle minacce precise, sono venuti in casa mia, io non abito a Milano, nel mio garage a tagliarmi le ruote della gomma, della macchina. Quando io ho osato, e lo faccio dal 2011, però in quel momento avevo dato la voce, a sfilare dietro lo striscione della brigata ebraica, io il giorno dopo su internet avevo la mia testa cerchiata di rosso. Quindi è partito ovviamente tutta la Digos, quelle ricerche che non vi dico perché non hanno chiesto di avere la scorta, ma della scorta non ne faccio niente. Perché? Perché noi siamo abituati a battagliare a viso aperto e forse anche a perdere la vita. E lo dico da un'esperienza mia diretta interna in casa mia. Io nel 2015 ho perso mio fratello in un attentato jihadista a Mogadiscio, era un ambasciatore presso Ginevra, le Nazioni Unite di Ginevra, e come tanti altri somali, non perché era mio fratello, ma tanti altri somali sono stati ammazzati, e si resiste. Siamo noi le vittime. Conosciamo molto bene chi arriva con i pacchi di dollari, con il vestito giusto e ci dice ok, adesso comando io perché ti do da mangiare, ti do la scuola, ti do. Però la prima cosa che si fa è copri le tue donne. Vuoi qualcosa? Bene. La prima cosa, le donne di casa devono essere coperte. Dopodiché li voti, dopodiché tutti i diritti spariscono. E quindi questo è il punto. La politica che cosa deve fare? La politica semplicemente deve saper comprendere attraverso un tavolo plurale, che vi assicuro che per arrivare a firmare il patto nazionale fra comunità islamiche e lo Stato italiano ci abbiamo messo 25 anni, non un giorno, 25 anni. E in quel patto c'è molto delle richieste delle donne. Abbiamo chiesto la laicità, abbiamo chiesto che la questione femminile sia rispettata. Abbiamo chiesto una cosa che non viene mai richiesta dalla politica stessa, purtroppo, di separare la religione dallo Stato. Se noi non abbiamo chiaro questo e se noi non barattiamo questo, la Sharia è presente in tutte le famiglie perché è imposta. La Sharia stessa è in qualche modo oggi inattuabile perché non possiamo più riferire dei modelli
dei tempi passati, in una comunità globale laddove noi come donne richiediamo protezione e tutele precise. La poligamia non è possibile promuovere. Lo chiediamo noi donne musulmane e 2 stati hanno accettato questo, il Marocco e la Tunisia hanno tolto la poligamia dallo stato di famiglia. Chiediamo che i nostri mariti non debbano convertirsi, quindi avere il diritto di sposare cristiani, ebrei o chi vogliamo, e che non debba essere la famiglia a obbligarci a sposare un musulmano, la legge, eccetera, eccetera. Chiediamo un diritto molto semplice, il diritto a un'eredità paritaria. Io non posso, oggi come oggi, vista le difficoltà, dover ereditare la metà di mio fratello. Non ha senso. Magari allora lo aveva, perché poi l'eredità dell'uomo in parte andava a costituire la dote per la moglie e quindi si equiparava le cose. Oggi no. Le nostre donne hanno bisogno di lavorare liberamente. Abbiamo il diritto della conversione. Se vogliamo credere o non credere, è un nostro diritto di persone. Se parliamo di persone, ovviamente questo vale per maschi e femmine. Abbiamo il diritto di evitare i matrimoni combinati e i matrimoni forzati. Abbiamo il diritto di chiedere alla politica che fuori è giusto avere Giulio Regeni, chi comunque muore per problemi politici. Però mi piacerebbe molto, Assessore Coroni, che il Pirellone esponesse la fotografia della ragazza Sana Shima che è stata ammazzata in Pakistan perché voleva sposare il suo ragazzo e che il tribunale ha assolto i genitori. Allora, ovvio va da sé, tu sei un avvocato, io non posso ammazzarmi e seppellirmi da solo, insomma, chiunque non ce la fa, per quanto posso odiarlo, strangolando e poi mettermi sotto la fossa non è il caso. Allora, di queste cose succedono quotidianamente, succedono che un sacco di ragazzi non sanno dove andare perché finita la terza media hanno quel destino. E allora forse noi chiediamo che lo Stato, con il quale noi abbiamo firmato un patto, dia una grande attenzione a questo, tanto di meno al fatto che l'Islam è complesso. E cominciamo a parlare di persone, poi l'Islam viene dopo. La testimonianza non è testimonianza, è partecipazione attiva e democratica. Io non testimonio, faccio le opere. Grazie per le tue battaglie, visto che ha conosciuto direttamente la politica, ci ha raggiunto l'europarlamentare Lancini, che inviterei, visto il punto di vista europeo anche sul tema, a intervenire. Devo dire che le parole di cosa si pronuncia giusto Ismail, ok, mi hanno un po' spiazzato perché da quello che si può vedere da fuori appare un Islam tutto uguale. Appare una religione che è smarcatamente contro le donne, appare una religione che i diritti umani non li riconosce, appare una religione che ancora oggi non riconosce il diritto universale alla vita, appare una religione che è palesemente in contrasto con quella che è la nostra cultura, con quella che è la nostra civiltà, e appare una religione che non vuole integrarsi nei nostri territori. Noi non abbiamo nessun caso né qui né a Bruxelles di realtà che hanno creato nel tessuto sociale in qualche cosa può essere condivisibile. Dove c'è una forte presenza di Islam abbiamo realtà, quartieri interi in cui si autoghettizzano e
e diventa tutto più complicato cercare di risolvere i problemi. Abbiamo una religione insomma che non vuole integrarsi. Noi continuiamo verso questa idea del voler in qualche modo accondiscendere a certe pretese o a certe situazioni. In realtà noi dall'altra parte abbiamo come controparte una realtà che non gli interessa, non è il loro obiettivo, non è quello che vogliono fare, e lo vediamo anche in quelle moschee che qualcuno conosce, le forze dell'ordine soprattutto conoscono. Quello che viene predicato il più delle volte è un qualche cosa, è l'odio verso tutte quelle realtà, tutte quelle persone, tutte quelle società che non la pensano come loro. O la pensiamo come loro e allora possiamo diventare amici, o diversamente noi siamo i nemici, siamo quelli da eliminare. E allora io mi chiedo sinceramente, quello che ho sentito adesso, come possiamo, come può la nostra società, come può la politica individuare il buono dal cattivo, se il buono in prima persona ha timore di prendersi la responsabilità e di dimostrare che la faccia pubblicamente. La politica è scelta di vita quotidiana, sono scelte di come impostare la nostra società. La politica è fatta di scelte che a volte vanno anche contro gli interessi dei nostri cittadini, perché si guarda oltre, si guarda un bene comune finale, ma la politica deve essere aiutata per raggiungere gli obiettivi. Oggi noi sinceramente ci troviamo in grosse difficoltà nel trovare in quegli obiettivi che ci poniamo una via d'uscita che possa andare incontro a quelle realtà che invece, come ho sentito adesso, io mi scuso, sono arrivato in ritardo, ma sono atterrato a Linate, poi c'è un grosso incidente in centro Milano, quindi non ho potuto seguire tutto. Però, ripeto, uscite allo scoperto, mettetevi nella condizione e mettiamoci nella condizione di poter soppesare queste realtà e aiutarle. In fondo però abbiamo una religione che non ammette la possibilità di qualche cosa di diverso dall'essere musulmano. A noi quando andiamo al catechismo ci insegnano porti l'altra guancia e lì ai bambini quando vanno alla moschea gli insegnano che noi siamo infedeli e che dobbiamo essere eliminati. Le moschee sono un problema perché questo è quello che viene insegnato. Allora noi abbiamo voglia di metterci tutta la nostra buona volontà. Gli attentati poi ovviamente non aiutano sicuramente a far sì che la nostra società possa aprirsi, se vogliamo, anche a quelle realtà, come ho sentito adesso, che sono completamente diverse dalla linea madre che viene insegnata. Io sono curioso anche di sentire altri interventi, nel senso che è una materia molto difficile, è una materia molto delicata, è una materia della quale non si è mai imparato abbastanza. Io umilmente, quando posso sentire, ascoltare e imparare, capire, perché per risolvere i problemi bisogna conoscerli, e se non li conosciamo per conoscerli bisogna anche partecipare a queste iniziative che sono lodevoli. In fondo però abbiamo una religione che non ammette la possibilità di qualche cosa di diverso dall'essere musulmano. A noi quando andiamo al catechismo ci insegnano porti l'altra guancia e lì ai bambini quando vanno alla moschea gli insegnano che noi siamo infedeli e che dobbiamo essere eliminati. Le moschee sono un problema
perché questo è quello che gli ho insegnato. Allora noi abbiamo voglia di metterci tutta la nostra buona volontà. Gli attentati poi ovviamente non aiutano sicuramente a far sì che la nostra società possa aprirsi, se vogliamo, anche a quelle realtà, come ho sentito adesso, che sono completamente diverse dalla linea madre che viene insegnata. Io sono curioso anche di sentire gli altri interventi, nel senso che è una materia molto difficile, è una materia molto